Il compito a nome di tutto il comitato promotore che ha accompagnato, diciamo, il percorso che ci ha portato alla giornata di oggi, di salutarvi e di darvi il benvenuto. Nel percorso siamo stati in un bel po' di associazioni e sindacati, lo SPI CGIL ovviamente, il sindacato dei lavoratori della conoscenza SLC c'è qui con noi oggi, che non lo vedo più, eccolo là, il segretario regionale dell'SLC, la CGIL regionale, questo per quanto riguarda i sindacati. Ma insieme a noi nel comitato, stavo dicendo, c'è ovviamente l'ANPI, con cui abbiamo un rapporto storico importantissimo da sempre, che oggi è presente qui con il suo segretario regionale Angelini, che poi insomma salirà anche insieme a noi su questo palco, la rete ovviamente degli studenti, che è stato, diciamo, il motore fondamentale che ha messo in moto il percorso, l'associazione regionale proprio Fare Sapere, il cui responsabile regionale è qui con noi anche oggi, l'associazione regionale Resistenze e il centro Lucini di Padova. Quindi ringrazio poi, questo diciamo è stato il gruppo che ha lavorato attorno al progetto. Ringrazio poi Renato Bersani e tutto lo SPI di Belluno che hanno consentito l'organizzazione, che sembra sempre niente ma in realtà è un lavoro faticosissimo riuscire a mettere insieme un'iniziativa come questa. Il sindaco di Feltre Paolo Perezzin, che dovrebbe già qua, non l'avevo vista, perché prima ci facevamo i segni, che è già qui con noi e a cui dopo darò la parola. Il direttore dell'ufficio scolastico territoriale, che però non ha potuto venire, che ci ha consentito poi di avere i ragazzi qui con noi, di prendere contatto con le scuole, e soprattutto, lasciatemelo dire, insomma, ringrazio Carlos Muraglia, presidente nazionale dell'ANPI, che è qui con noi facendo un grandissimo sforzo, perché in questi giorni siamo alla vigilia del 2 giugno, è impegnatissimo e quindi si è preso il tempo per venire a trovarci, e Riccardo Terzi della segreteria nazionale, anche lui molto impegnato, e che è qui con noi della segreteria nazionale dello SPI CGIL. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Margherita e faccio parte della rete degli studenti medi, che come ha detto Rita è l'associazione che ha proposto il bando di cui oggi facciamo la premiazione. Vorrei iniziare con le parole che sono state il simbolo di questo percorso. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare in noi e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani? No. Non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete voluto sapere. Ricordatevi, siete uomini. Avete il dovere, se il vostro istinto non vi spinge, ad esercitare il diritto di badare ai vostri interessi. Avete mai pensato che nei prossimi mesi si deciderà il destino del nostro paese, di noi stessi? Quale peso decisivo avrà la nostra volontà se sapremo farla valere? Che nostra sarà la responsabilità se andremo incontro ad un pericolo negativo? Queste sono le parole pronunciate da un nostro coetaneo 60 anni fa, Giacomo Ulivi, morto giovanissimo per un ideale, l'ideale di una nazione libera, che ha voluto lasciarci in consegna in modo tale che i posteri potessero difenderla. Sono parole che ci interrogano, che il 25 aprile sia destinato a diventare una data di semplice festa vuota. Pensiamo di no. Pensiamo semplicemente che il 25 aprile debba essere ripensato a partire da quella che è un altro tipo di resistenza, la resistenza della nostra generazione, che è diversa da quella di 60 anni fa, ma che esiste, perché, come è appunto lo slogan di questo bando, si resiste perché si esiste. Crediamo che la parola resistenza sia sinonimo anche di un'altra parola, la parola unione.
se si resiste è perché si ha un sogno di un paese migliore si può costruire soltanto insieme. La memoria di per sé vale poco ed è destinata inesorabilmente all'oblio per il decorso del tempo. Diventa un valore se la memoria viene considerata come uno strumento di riflessione, di esperienza, di ragionamento per capire il presente e per affrontare meglio il futuro. Ci sono troppi populisti in giro, l'ho detto, ma ci sono anche troppi neofascisti, ci sono troppi che hanno a ricondurci a un avvenire che già conosciamo, perché dalle crisi economiche di anni molto lontani, non dimentichiamolo mai, sono uscite in Italia il fascismo e in Germania il nazismo. Noi non vogliamo uscire da questa crisi con un altro governo o un'altra dittatura in qualunque modo camuffata, vogliamo uscire con la democrazia. È indispensabile un impegno di tutti, anche di chi ancora non ha l'età per votare. Chi ce l'ha sappia che è il momento più alto, quello del voto. È straordinario, è il segno maggiore di decadenza del nostro paese il fatto che così poca gente vada a votare, perché è inutile che ci sia scritto nella Costituzione che è la sovranità popolare che conta se poi il popolo non la esercita. Bisogna sapere che è il momento quello in cui abbiamo il nostro destino in mano, ma in qualunque forma, in qualunque cosa, nella scuola, nella vita, nel lavoro, in ogni momento, oggi bisogna sapere che siamo di fronte a un bivio. Possiamo restare indifferenti e aspettare che decida lo stellone o che decidano altri, oppure possiamo prendere in mano il nostro destino come si è fatto nel 1943, in altra forma naturalmente, non con le armi, e cercare di fare in modo che questa Repubblica sia veramente quella Repubblica costituzionale che abbiamo sognato. Oggi non siamo in una situazione altrettanto chiara. Dov'è il nemico? Sì, possiamo dire il grande capitale finanziario, la grande speculazione internazionale, ma insomma non è un nemico così fisicamente visibile. Non possiamo limitarci alla negazione. E questo è poi il rischio che sempre i movimenti hanno avuto, anche i vari movimenti giovanili, di essere soltanto quelli che dicono di no, che contestano le forme del potere, senza riuscire però a costruire una prospettiva, un'alternativa. Questo è poi il problema che credo anche voi dovrete affrontare, no? Come senza rinunciare in nessun modo alla critica, anche alla critica più feroce, che spesso è pertinente, giusta, però potete andare oltre il momento della negazione e lavorare su un progetto. Allora, il rapporto con le nuove generazioni è un elemento di freschezza molto importante anche per noi, no? Per capire quello che accade fuori di noi e come cambia e come può cambiare la vita, superare le certezze. C'è una frase del testo che ha vinto il primo premio, una frase che non è stata letta, dove si dice meglio il dubbio della certezza. Una frase che è un po' strana, ma io condivido, a condizione che l'elogio del dubbio non sia l'elogio della passività, cioè nel dubbio stare fermi e aspettare. L'elogio del dubbio vuol dire liberarci di ogni forma di certezza arrogante che non vede appunto la complessità delle cose e non si rende disponibile al dialogo con altre possibili verità. Lorenzo Colcergnan, che ha vinto, è il primo classificato della mentre sale, leggo rapidamente la motivazione del premio che all'unanimità la Commissione gli ha assegnato. La motivazione è questa: la Commissione ha molto apprezzato, come mi pare tutti quanti noi quando l'abbiamo riascoltato, il lavoro di Lorenzo, evidenziando l'originalità del rapporto da lui stabilito tra il passato e il presente,
ha apprezzato la notevole capacità di rievocare eventi e di descrivere luoghi. La Commissione apprezza inoltre la capacità e l'efficacia con cui Lorenzo ha espresso i dubbi, le contraddizioni e le convinzioni ideali delle giovani generazioni. Ecco, Lorenzo riceve il premio da Carlo Smuraglia. Sì, il sindaco di Feltre, Lorenzo, ti aggiunge un altro premio, poi vattene, se no non ricevi però. Ecco. Grazie. La seconda classificata, che è stata Lucia Bulgarelli, che è una studentessa del liceo socio-psicopedagogico di Rovigo, e la motivazione del premio che le viene assegnato, il secondo premio, è questo: la Commissione ha apprezzato l'originalità della costruzione descrittiva e metaforica dello scritto di Lucia. Con uno stile evocativo e talora poetico, Lucia riesce a stabilire un convincente collegamento tra le esperienze individuali e le problematiche collettive. In modo apprezzabile ha riflettuto sull'odierna condizione giovanile. Ti consegna il premio Giovanni Perenzin, presidente dell'ANPI di Belluno. Chiamiamo ora la terza classificata, che è una ragazza del Marco Foscarini di Venezia, Sara Manzoni. Il titolo del suo scritto, Allegoria della mia resistenza. La motivazione: la Commissione ha apprezzato un linguaggio originale, l'originalità del contenuto, dell'approccio scelto. Con un uso sapiente della metafora, Sara ha espresso con profondità e sincerità le aspirazioni e le ansie della sua generazione. Si consegna il premio a Riccardo Terzi, consigliere nazionale del sindacato pensionato della CGIL. La Commissione ha poi ritenuto di assegnare, sempre per la parte scrittura, 2 menzioni speciali. La prima a uno studente del liceo di Feltre, Giorgio Dal Piaz. Il ragazzo si chiama Luca Burlon e lo salutiamo. Il titolo del suo scritto, Risveglio dal profondo, l'abbiamo ritenuto meritevole per la originalità e la qualità della sua scrittura. Ecco, per la menzione procede alla premiazione Totò Mazza, che è il segretario regionale della Federazione Lavoratori della Conoscenza. E infine, concludendo la parte di premiazione che riguarda la sezione scrittura, abbiamo ritenuto opportuno assegnare una menzione speciale ad un'altra ragazza del liceo Dal Piaz di Feltre, che si chiama Maria Rocco, perché ha scritto una bella cover intitolata Sulla mia pelle. Antonio Giacobbi, questo signore con la barba e con gli occhiali, ti consegna la menzione e ti abbraccia. Una studentessa di Padova, dell'istituto Pietro Scalcerle di Padova, che ha presentato delle fotografie con il titolo Stop ai tagli, ricostruiamo l'Italia. Allora, Martina Caminato, il premio te lo do io, non perché voglio prevaricare, ma perché quando ero piccolo ero preside dello Scalcerle, quindi fai che piacere. Brave, grazie Martina. La seconda classificata è una ragazza del liceo artistico Arturo Martini di Schio, che si chiama Anna Laura Cattelan, che sale ora. Ha presentato una sequenza di 4 foto, noi in mezzo agli altri, come ci sentiamo, cosa proviamo e come vorremmo sentirci, e ti premia il sindaco di Feltre. Grazie Anna Laura. Chiamo i 2 vincitori ex equo, che sono Agnese Miola del liceo Pigafetta di Vicenza e Graziano Di Domenico del liceo artistico di Treviso.
consegna ad Agnese Miola Carlo Smuraglia. Sempre, abbiamo detto ex equo, Graziano Di Domenico, studente del liceo artistico statale di Treviso. Il titolo dell'opera era La resistenza cambia con il correre del tempo, ciò che era armato diviene comunicativo. Consegna Riccardo Terzi. E infine abbiamo attribuito anche nella sezione fotografia una menzione speciale a Marco Marin dell'Istituto Tecnico Einaudi Gramsci di Padova, che ha presentato una sequenza di 5 fotografie dal titolo La memoria e il futuro, quelle del viaggio ad Auschwitz che prima è passato. Consegna il premio Antonio Giacoppi. Quando i castaglioni andavano avanti, cantavano quelle canzoni proibite per le quali si veniva fucilati, se pescati a farlo, in quanto propaganda disfattista. Ma lì ormai c'era poco da disfare, stavano andando al macello. E questa ricorda una battaglia che è costata 150.000 morti, e l'Isonzo per settimane ha scaricato acqua rossa nel mare. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognuno si partì. Sotto l'acqua che cadeva a rovescio grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così. Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti non fu. Vigliacchi che voi benestate, con le mogli sui letti di lana, distruttori di noi, carne umana e rovina della gioventù. Voi chiamate il campo d'onore quella terra al via dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Oh Gorizia, tu sei maledetta,